Allora, continuiamo la nostra giornata con una cerimonia molto sentita che si riallaccia idealmente a quanto abbiamo sentito questa mattina, perché è una cerimonia in cui si attribuisce il premio Ghetti, premio Augusto Ghetti, che come già è stato detto questa mattina è stato sostanzialmente il padre della idraulica moderna, e ce ne parlerà adesso così in maniera molto sommaria ma evocativa. Molto familiare. Paolo, molto familiare. Per me non è facile parlare del professor Ghetti. Prima di tutto perché un lungo tratto della mia vita è trascorso al suo fianco con contatti e confronti quasi quotidiani. La figura di Ghetti è sicuramente una figura complessa perché ha saputo essere nello stesso tempo ingegnere, scienziato e umanista, e discutere con lui dei problemi, non soltanto di quelli dell'idraulica, è stato per me motivo di crescita culturale. Vorrei ricordare soltanto alcune cose. E innanzitutto parlare di Ghetti professore, perché l'attaccamento del professor Ghetti all'insegnamento all'interno della nostra università è testimoniato da quanto lui ha fatto nella sua vita accademica. Io credo che si debba riconoscere al professor Ghetti il merito di aver saputo rinnovare l'insegnamento dell'idraulica, perché ha saputo introdurre in questa disciplina le moderne conoscenze che la scuola di Prandtl di Gottinga aveva scoperto, e queste conoscenze hanno permesso di interpretare alla luce di queste ricerche nel campo della meccanica dei fluidi i fenomeni idraulici. Testimonianza dell'attenzione che Ghetti dedicava all'insegnamento di queste discipline idrauliche all'interno del nostro istituto è anche l'istituzione di un nuovo corso di idraulica che chiamò idromeccanica applicata e che fu il primo esempio in Italia di approfondimento delle conoscenze, di occasione per l'approfondimento delle conoscenze nel campo dell'idraulica da parte dei nostri allievi ingegneri. In questo corso Ghetti impartiva i più recenti risultati che la ricerca andava proponendo, in modo che anche chi poi andava a svolgere la sua professione quantomeno fosse informato su questi nuovi risultati che si andavano scoprendo. Non era solo interesse accademico, quindi, quello dell'aver istituito questo secondo corso di idraulica, ma era un interesse concreto verso la preparazione degli allievi ingegneri che frequentavano la nostra università, in modo da dare loro strumenti e conoscenze adeguate. Di Ghetti professore poi ricordo come fosse ieri i foglietti, le fotocopie che ci mandava a tutti noi che eravamo suoi assistenti, che in sostanza riguardavano i temi di ricerca che lui sapeva che noi coltivavamo e che lui, essendo un lettore secondo me straordinario dei contributi che venivano via via proposti dalla letteratura tecnica, immancabilmente leggeva, raccoglieva, chiamava la segretaria, faceva fare le fotocopie, le faceva anche rilegare con un nastrino giallo, in modo che avessero anche un minimo di dignità, e poi ciascuno di noi riceveva questo plico
che lo riguardava personalmente e sul quale in alto era messo su un angolo soltanto il suo nome, non c'era altro, in modo che ciascuno di noi sapeva da chi gli venivano quei documenti. E poi anche vorrei ricordare di Ghetti professore il suo atteggiamento in un periodo difficile della sua vita, quando, coinvolto ingiustamente nella faccenda del Vajont, dalla quale uscì, direi, assolto per non aver commesso il fatto, quindi con la formula più ampia possibile, ricordo la sua puntualità nell'essere presente in aula alle lezioni di idraulica, magari viaggiando tutta la notte per non mancare a quell'appuntamento. E ricordo soprattutto il giorno seguente a quella micidiale requisitoria del pubblico ministero, quando io penso che chiunque di noi si sarebbe sottratto il giorno dopo, la mattina dopo, al confronto con gli studenti, si presentò in aula, io penso senza minimamente pensare mai che magari poteva andare a svolgere quelle 2 ore un assistente, ne aveva di prestigiosi di assistenti. Questo è stato Ghetti professore, un maestro da tutti i punti di vista. Ma Ghetti è stato maestro anche nel campo della ricerca, perché le sue attività di ricerca sono state molteplici, hanno investito importanti problemi dell'idraulica. A me piace ricordare soprattutto una soluzione teorica che lui diede del moto laminare entro condotti con sezione di forma qualsiasi, dove propose un risultato eccellente e anche un'idea che purtroppo poi nessuno ha verificato ed esaminato, che riguardava un'ipotesi che poteva spiegare la distribuzione degli sforzi tangenziali sul contorno di una sezione non circolare. Ma di Ghetti ricercatore e studioso, in questa sede a me piace ricordare soprattutto i suoi contributi fondamentali allo studio dei grandi sistemi idrografici. Da una parte i fiumi e dall'altra la laguna. Per i fiumi Ghetti si è occupato in modo straordinario di 2 corsi d'acqua veneti, sulla conoscenza dei quali ha dato un contributo fondamentale, il Piave da una parte e il Livenza dall'altro. E in questo campo ha dato anche un contributo fondamentale alle attività della Commissione De Marchi, perché le impostazioni che poi sono state adottate da quella commissione in queste indagini che riguardavano i problemi della sicurezza idraulica erano quelle suggerite da Ghetti. Ma forse la cosa che più, come dire, mi ha colpito, anche perché in fondo sono stato coinvolto fin dai primi passi, sono state le attività di Ghetti nel campo degli studi dell'idraulica lagunare. Noi dobbiamo riconoscere a lui il merito di aver dato scientificità alle indagini in questo campo, di aver contribuito in modo fondamentale alla conoscenza dei fenomeni che interessavano la laguna di Venezia e in particolare aver chiarito alcuni aspetti della propagazione delle maree dentro alla laguna di Venezia. Stamattina ho ricordato il cosiddetto progettone, no? Che in fondo è una sintesi ingegneristica di quanto era emerso nel corso delle attività che lui aveva impostato e sviluppato. Noi suoi allievi abbiamo anche goduto di un'impostazione che ha sempre dato alle sue attività all'interno dell'università. Le grandi occasioni che gli si sono presentate, ho citato quelle
relative ai problemi della difesa idraulica del territorio e quelli relativi alla laguna di Venezia non sono mai state considerate da Ghetti occasioni personali. Ghetti ha sempre inteso quelle occasioni che pure gli erano arrivate per le sue capacità e per il suo valore scientifico, ha sempre considerato quelle occasioni come occasioni per tutto l'istituto. Ed è per questo che noi più giovani, molto più giovani e inesperti di lui, siamo stati coinvolti in attività che erano più grandi di noi. Io personalmente ho partecipato sia alle attività che hanno riguardato la difesa dalle piene del Piave e del Livenza, ma ho soprattutto partecipato alle attività che hanno riguardato la laguna di Venezia. Se mi sono occupato di laguna è perché il professor Ghetti ha avuto la bontà di avviarmi a queste attività. Molte di quelle conoscenze, molti di quei risultati sono ancora oggi attuali. Quello che a me dispiace, avendo trascorso questi anni lunghi ormai, è stato vedere come di quei risultati non sempre si sia tenuto conto, anche con riferimento alla laguna di Venezia. Questa mattina avevo fatto vedere come nella soluzione del famoso progettone l'impostazione fosse in effetti alquanto diversa da quella che poi è stata praticata e che sta portando alla conclusione di questi lavori che vengono catalogati come Mose. Cosa dire? Io credo che sia per tutti noi che siamo stati suoi allievi sia stata una grande fortuna aver avuto questa possibilità e questa opportunità. Ghetti era proprio un grande, perché non era affatto geloso dei traguardi che i suoi allievi via via andavano raggiungendo, era un osservatore silenzioso delle attività di ciascuno di noi. Io ricordo i segnetti che mi faceva a fianco dei contributi che tentavo di dare, rispettoso di quello che avevo scritto, ma con quei segnetti che metteva a fianco voleva semplicemente richiamare l'attenzione di ciascuno di noi per vedere se magari quello che avevamo scritto non si potesse scrivere meglio. E questo io l'ho sempre trovato un comportamento straordinario da parte di un professore, perché altri professori si scatenano nel correggere il testo con colore rosso e colore blu, per in buona sostanza sovrapporre all'idea del più giovane assistente la propria idea e farla in qualche modo valere. Noi suoi allievi intendiamo ricordarne la memoria e onorarne la memoria con l'istituzione che è avvenuta di un centro interdipartimentale di ricerche di idrodinamica e di morfodinamica lagunare. Questa istituzione è stata approvata nei giorni scorsi definitivamente dalla nostra università e noi suoi allievi, riconoscenti di quanto il professor Ghetti ci ha lasciato, abbiamo l'intenzione di intitolare questo centro, chiamandolo Centro di Ricerca Interdipartimentale di Idrodinamica e di Morfodinamica Lagunare Augusto Ghetti. Penso che questo sia il modo migliore per onorare questo grande personaggio dell'idraulica italiana, che ci ha dato molto, a me personalmente moltissimo, e che ci ha permesso, seppure con qualche fatica, di raggiungere qualche traguardo.
Io personalmente sono contento di un fatto, che queste attività di ricerca nel campo dell'idraulica lagunare, iniziate dal professor Ghetti, proseguite dai suoi allievi, a volte anche con tanta fatica, perché non è che il mondo esterno ci abbia guardato con grande benevolenza, diciamo la verità. Siamo stati al più tollerati, alle volte anche osteggiati, e però diciamo che eravamo dalla parte giusta, perché il tempo in qualche modo ci ha dato ragione. Oggi dentro al dipartimento, che io chiamo di idraulica, ma in realtà di idraulica non è più, perché è il Dipartimento di Ingegneria Civile, dentro al Dipartimento di Ingegneria Civile ci sono molti giovani colleghi che si occupano di questi problemi di idraulica lagunare, che se ne occupano con grande merito e con riconoscimenti anche in campo internazionale, e credo che il professor Ghetti, che ci guarda dall'alto, sarà molto contento del fatto che quanto lui ha seminato ha prodotto positivamente. Grazie. Questa bella rievocazione da parte del professor Del Paus, io desidero aggiungere però anche una piccolissima nota, nel senso che il professor Ghetti è stato presidente dell'Istituto Veneto dall'85 al 91, se non sbaglio. Io non l'ho conosciuto in quei tempi, ma da quello che ho sentito è stato un presidente molto benevolo, saggio e diciamo misurato nelle sue, come d'altra parte tu hai illustrato, io ho avuto questi racconti, insomma. Quindi passiamo adesso al premio. Il premio Ghetti è un premio prestigioso che l'Istituto attribuisce non ogni anno, e c'è una commissione che valuta ovviamente le opere che devono essere, secondo quello che recita il bando, destinato a studi scientifici di alto profilo, di validità generale, rilevanti per la conservazione della città di Venezia e della sua laguna, o per problemi dell'idrologia, dell'idraulica e dell'idraulica ambientale del Veneto, di cui Augusto Ghetti fu profondo e appassionato cultore. Considerazione particolare attribuita a studi che affrontino i problemi della conservazione della città lagunare con ampiezza di prospettiva, rigorosi dal punto di vista scientifico e al tempo stesso consapevoli della complessità dei problemi trattati. Le opere premiate considerano i problemi della città e del suo ambiente, soprattutto nella prospettiva della conservazione del patrimonio artistico e urbanistico che la caratterizza, senza ignorare le esigenze derivanti dalla necessità di conservare anche il più possibile quel tessuto di relazioni umane, attività sociali, produttive e di servizi che costituiscono una città. Quindi questo è quello che recita il premio. Quest'anno il premio è stato attribuito al professor Sergio Fagherazzi, Associate Professor alla Boston University, che si occupa di geomorfologia, idrologia e geologia costiera e marina. Prima di dargli la parola per la sua lezione, intanto gli consegno un ricordo dell'istituto che Bene. Grazie mille. Prego. Adesso quindi la lezione che ci terrà è quella che appariva prima ecco, adesso arriverà il titolo, ecco. Io non riesco a parlare seduto perché sono nervoso. Devo muovere le mani, sono italiano. C'ho il microfono. Ce l'ho già. Ah, ce l'ha a posto. È come la RAI. Allora, la mia presentazione, seguendo appunto le lezioni del professor Ghetti, riguarda la laguna di Venezia. Devo dire che io sono fortunato perché ho studiato l'idraulica sul libro del professor Ghetti, e come si insegna l'idraulica a Padova non si insegna in nessun altro posto al mondo, probabilmente escluso Cambridge. Siamo al vertice della scienza quanto riguarda l'idrodinamica. Allora il mio titolo è 1, 10, 100 lagune. Cos'è una laguna? Una laguna è uno specchio d'acqua che è diviso dall'oceano e dal mare da isole di barriera.
Ad esempio, nella laguna di Venezia ci sono delle isole come il Lido e la Pellestrina che separano la laguna dall'oceano. Allora, la mia presentazione è in parte in italiano e in parte in inglese, per quanto riguarda il testo. Proverò a parlare in italiano per tutta la lezione, anche se ormai è da molti anni che purtroppo presento in inglese. Quindi se faccio qualche errore grammaticale, spero mi scusiate. In queste lagune ci sono vari elementi morfologici che caratterizzano questo ambiente. In particolare ci sono le bocche di porto, o inlets, che separano, che permettono all'acqua di entrare e uscire dall'oceano quando la marea si muove dentro verso la laguna. Non solo, da queste bocche si diramano una rete di canali molto fitta che serve a portare l'acqua e a drenare l'acqua in fase di riflusso all'interno dello specchio. Assieme a questi canali ci sono due elementi fondamentali. Uno sono le barene, che sono vegetate al di sopra del medio mare, e sono quelle guardate qua in verde, e gli altri sono i bassifondi, che sono al di sotto del medio mare e sono senza vegetazione o con alghe e biofilms, piccole alghe che costituiscono uno strato molto resistente. L'obiettivo quindi è di capire come una laguna di questo tipo si evolve nel tempo e se scompare o se riesce a mantenersi immutata. Esempi qua di questi ambienti sono, li riporto qua, sono parte delle mie indagini sperimentali in campo. Per esempio vi mostro qua i bassifondi melmosi che sono presenti vicino a Seattle, in Washington. Qua la marea è molto grande, di tipo 3 metri, e si hanno questi depositi fangosi estremamente soffici. Questo è un esempio tipico di una barena. Questa barena è mesomareale, per cui la marea è molto elevata. Questo è il mio studente che sta in questo istante predisponendo delle misure su questo argine. In particolare qua stiamo studiando l'erosione delle barene. Come vedete, durante un ciclo mareale l'acqua arriva e riesce ad allagare la barena. Per tal motivo la vegetazione della barena è in costante stress e poche specie riescono a sopravvivere in questo ambiente estremamente ostico. E quindi queste qua sono le barene che sono a low tide sono scoperte, ma ad alta marea sono completamente sommerse dall'acqua. E in più ci sono questi canali che aiutano il flusso e il riflusso mareale e portano l'acqua dentro e fuori la barena. Allora, preparando questa presentazione per la laguna di Venezia, mi sono accorto che c'erano un sacco di domande ancora aperte per la laguna e quindi vi presenterò 4-5 temi che secondo me dovranno essere affrontati nel futuro. Allora, è interessante che mentre la laguna di Venezia è un ambiente quasi unico in Italia, perché di lagune ci sono veramente poche, probabilmente la laguna di Marano, Orbetello e poche altre, lagune di questo tipo sono estremamente comuni in America. In particolare sulla costa est degli Stati Uniti, da Boston fino alla Florida, è praticamente una serie ininterrotta di lagune e di isole di barriera. Questo è un vantaggio fondamentale per noi, perché possiamo per prima volta vedere come quello che succede a Venezia è simile o dissimile ad altri ambienti lagunari sulla costa americana. In particolare io lavoro sull'intero gradiente di lagune che si spostano da Boston, dove ho un sito, alla Virginia, alla Florida e alla Carolina del Nord. Ad esempio, qua ci sono esempi di lagune che in qualche modo sono simili o dissimili della laguna di Venezia, sono tutte quante le isole di barriera sulla costa del New Jersey e all'interno ci sono anche qua barene, bassifondi, canali e anche le bocche di porto, come pure tutte le lagune che ci sono sulla costa della Virginia. In particolare questa è una delle lagune più simili possibili alla laguna veneta. Molte di queste lagune sono naturali, quindi in questo caso qua l'effetto antropogenico è praticamente inesistente. Ed ancora ci sono le lagune lungo la Carolina del Nord, con isole di barriera molto lunghe e con aperture molto spaziate,
per poi andare alle lagune che sono divise da queste isole di barriera nella Carolina del Sud, e questa è una tipica bocca di porto. Queste qua sono le barene che sono praticamente, occupano quasi interamente la laguna in questo caso, fino alle lagune della Carolina della Georgia, che sono estremamente diverse, con isole molto allargate e bacini molto piccoli. Quindi a questo punto voi capite che questo ambiente unico per l'Italia in realtà è molto comune sulla Terra. Non solo, esistono centinaia e migliaia di lagune, ognuna diversa dall'altra, per cui esistono infiniti modi per una laguna di comportarsi e infiniti modi in cui noi possiamo modificare la laguna per diventare una di queste lagune in America. Lagune, perché sono importanti questi ambienti molto bassi? Ambienti intermareali, che praticamente esistono tra l'alta marea e la bassa marea, storicamente sono cruciali per l'umanità, perché noi abbiamo sempre voluto costruire in questi ambienti. Un motivo principale è perché è molto facile, no? Sono piatti, sono facili da riempire, e sono anche vicini alla costa, per cui per commercio o per attività portuali sono terreni molto di valore. Ad esempio qua nella San Francisco Bay, questa qua è la città di San Francisco, si può vedere che storicamente l'intera baia era caratterizzata da enormi barene, che sono verdi in questa foto, solamente 200 anni fa, e anche molti bassifondi melmosi, che erano praticamente molto vicini al medio mare. Nel tempo, tutti questi ambienti estremamente importanti a livello ecologico, ma anche a livello di protezione, come mostrerò più avanti, sono stati trasformati dall'uomo e riconvertiti in attività industriali, abitative e aeroporto. La conversione è stata così veloce che a un certo punto il pubblico californiano, la comunità californiana si è ribellata e grazie a attivisti molto impegnati è riuscito a emanare una serie di leggi che blocca completamente l'espansione e il riempimento della baia di San Francisco. Similmente anche la città di Boston, dove io attualmente vivo, era praticamente un'isola. Ed era un'isola separata dalla terraferma solo con una strada che durante l'alta marea veniva completamente sommersa dall'acqua. Come potete vedere Cambridge, addirittura si può ancora vedere qua Harvard University, che era già esistente nel 1640, ma l'ambiente intorno a Boston era identico ancora una volta alla laguna di Venezia. Potete vedere l'insieme di barene che praticamente delimitavano la terraferma, l'insieme di bassifondi sabbiosi e melmosi che erano prospicienti alle barene e i canali mareali collegati ai fiumi che portavano l'acqua dentro e fuori durante la fase di flusso e di riflusso. Questo ambiente così unico, così simile a Venezia, nel tempo è cambiato ed è stato interrato in una serie di eventi storici fino al 1600 per creare nuove attività portuali, la zona 1, 2 e 3, e poi l'interramento di Back Bay per fini abitativi. Se una cosa simile fosse capitata in Italia, se americani avessero avuto il controllo della laguna di Venezia, probabilmente a quest'ora l'intera laguna sarebbe stata trasformata in grattacieli e in case. Ciononostante, parte di queste bonifiche sono estremamente di valore adesso. Questa parte qua è dell'800, le case migliori di Boston sono a Back Bay. Ancora una volta, ci sono molte similitudini tra quello che succede nella laguna di Venezia e quello che succede in altri posti del mondo. Ancora una volta qua l'effetto gigante di interramento è stato dovuto all'aeroporto. La costruzione dell'aeroporto in questa fase qua, nei primi del Novecento, ha praticamente cancellato completamente una larga parte del bacino di laguna di Venezia. Interessante il modo con cui gli esseri umani sviluppano attività e interrano lagune segue paurosamente la morfologia della laguna, perché è più facile interrare un bassofondo come Dorchester che interrare una zona più profonda. Infatti Dorchester, qua, in questa zona qua, segue esattamente la morfologia della laguna.
Ancora importante è il legame tra delta e lagune. Delta rappresentano delle zone estremamente vulnerabili, estremamente importanti per l'umanità. Infatti in delta la maggior parte dei grandi fiumi costruisce delle zone deltizie dove infrastrutture e città sono state costruite nel tempo. Basti pensare al delta del Mekong, dove sono appena stato, dove sono 10 milioni di persone che vivono al di sotto di 1 metro rispetto al livello del mare, o il delta del Gange del Brahmaputra, dove ci sono 30 milioni di persone in Bangladesh e in India, anche loro che vivono a 1 metro dal livello del mare. Questi delta rappresentano epicentri di possibile cambiamento dovuto all'innalzamento del livello marino. In questo caso qua voglio soffermare sul delta del Mississippi perché ha molte similitudini con la laguna di Venezia e vi spiegherò perché. Questo delta, questa qua è città di New Orleans, è praticamente costruita sul fiume Mississippi. Questo è il Mississippi, dove sfocia adesso, e qua c'è uno dei porti più grandi al mondo per il petrolio. Qua c'è Fourchon, rappresenta il 20% dell'importazione di petrolio negli Stati Uniti. Quando c'è un uragano che minaccia di colpire Port Fourchon, il costo del greggio a livello mondiale cambia. Come vedete anche qua ci sono molti interessi diversi, come la laguna di Venezia. C'è l'interesse fondamentale di mantenere l'apertura per le navi per entrare dentro il porto di New Orleans e poi più avanti di Baton Rouge, ma ho anche l'interesse di mantenere l'ecologia e mantenere tutte le barene che caratterizzano questo delta. In particolare ci sono 2 lagune, una è Barataria Bay e una è Terrebonne Bay, che sono vicine al delta e sono separate dall'oceano da una serie di barriere simili al Lido e a Pellestrina. Il problema del delta è che negli ultimi anni, dovuti alla subsidenza e all'aumento del livello marino, larga parte delle barene che caratterizzavano questo delta stanno scomparendo. Questa è una previsione per l'anno 2060 per l'SGS e mostra che la parte rossa sono tutte quante le barene che dovrebbero sparire nel giro di 50 anni. È un disastro immane. Si pensa che, dati stime di erosione, che ogni secondo un campo da calcio viene distrutto nel delta del Mississippi. Come si formano queste lagune? Queste lagune si formano per l'apporto di sedimenti da parte del fiume. Però il Mississippi non ha un tragitto costante. Adesso il Mississippi si trova a portare tutti i sedimenti qua fuori, addirittura li porta al di fuori dello shelf, e di fatto tutti questi sedimenti vengono persi. Ma storicamente il Mississippi scaricava i sedimenti in diversi posti e poi nel tempo, tramite avulsioni, ha cambiato di posizione, saltando da destra verso sinistra ogni tipo 2-3 mila anni. Qua è un esempio della ricostruzione storica del Mississippi che nel giro degli ultimi 50.000 anni si è spostato in diverse posizioni, scaricando sedimenti in diverse zone del delta. E infatti si può anche vedere questo, la Fourche, Bayou La Fourche, era un vecchio ramo del Mississippi che era attivo 5.000 anni fa. E prima ancora il Mississippi scaricava in Ecefalaia. Allora, come funziona? Come vengono costruite queste lagune? Il fiume arriva in uno solo di questi possibili rami del delta e scarica una serie di sedimenti qua, soprattutto sabbia e fango. La sabbia rimane sotto costa ed è poi mobilizzata da onde e correnti costiere che praticamente costruiscono tutte queste isole di barriera. Una volta che le isole di barriera sono costruite, il fango può entrare tramite le aperture delle bocche di porto dentro le lagune e formare le barene. Non solo, si può anche avere si può avere anche contributo di sedimento
dall'entroterra tramite piccoli fiumi che arrivano in queste lagune. Quindi è importante avere fiumi vicino alle lagune, perché i fiumi sono fondamentali, primo, per portare la sabbia, e la sabbia serve per costruire le isole di barriera. Senza i lidi non c'è laguna, senza Pelestrina, senza il lido non c'è laguna. Secondo, questi fiumi portano il fango che può essere rimobilizzato e può penetrare dentro le lagune e può praticamente costruire, depositandosi, le barene. Allora, in uno dei suoi più importanti documenti e pubblicazioni, il professor Ghetti aveva già capito l'importanza dei fiumi per la salvaguardia di Venezia. In particolare, uno dei suoi più, in questa frase è inserita la storia di Venezia, ma anche il futuro di Venezia. E la laguna è praticamente dovuta alla lenta invasione delle acque marine in un territorio alluvionale ricco di foci di fiumi. Importante che ci soffermiamo su questo ricco di foci di fiumi. E secondo me c'è una linea di ricerca che è molto importante, che dovrebbe essere sviluppata nel futuro, ed è il legame tra la laguna, ma non solo la laguna di Venezia, tutte le lagune del Veneto e i fiumi che portano sedimento sull'Alto Adriatico. In particolare ci sono 4 fiumi che sono piccoli, ma non così piccoli. Questi fiumi sono piccoli in termini di portata rispetto al Po, ma sono estremamente importanti a livello di trasporto solido, perché tutti quanti hanno il loro bacino sulle Alpi, per cui se il bacino è in un posto estremamente ripido, con gradienti molto elevati, il trasporto solido può essere moltiplicato anche 100 volte. Questi sono fiumi estremamente importanti, che esistono solo dove esistono delle montagne molto elevate. E infatti si può vedere addirittura il tagliamento, il fiume Tagliamento ha dei depositi così enormi che si possono addirittura vedere dal satellite, che sono unici al mondo. Quindi ricordiamoci, ci sono 4 fiumi e questi 4 fiumi trasportano tonnellate e tonnellate di sedimento, storicamente, ancora prima degli interventi umani, verso l'Alto Adriatico. Non solo, c'è una serie di lagune che sono esattamente delimitate da questi fiumi, come la laguna di Venezia tra l'Adige e il Piave, e la laguna di Marano tra il Tagliamento e l'Isonzo, e poi ci sono ambienti in parte riempiti da sedimento ma tuttora umidi tra il Tagliamento e il Piave. Una cosa interessante è che questi fiumi, pur essendo estremamente importanti a livello di trasporto solido, non presentano una morfologia deltizia che è tipica di fiumi di questa dimensione. Per esempio, posso mostrarvi questo è uno dei miei siti di studio in Florida, è il delta della Pensacola River. La Pensacola River non è un grande fiume, probabilmente come portata è simile al Piave, come trasporto solido probabilmente è 100 volte di meno. Ciononostante, la Pensacola Delta è riuscito nel tempo a costruire una pianura deltizia di 100 km di lunghezza. E qua il Piave praticamente nemmeno non esiste a livello di morfologia costiera. E l'Adige, che è un grande fiume, ha un delta estremamente limitato, così come il Tagliamento e l'Isonzo. Perché? La realtà è che l'intera pianura veneta è un delta. Qui parliamo di un megadelta, cioè per la prima volta dobbiamo capire che tutto questo sistema è unico, sono tutti legati. La laguna di Venezia non esiste senza prima collegarsi a questi 4 fiumi che stanno scaricando i sedimenti sulla pianura veneta e sull'Alto Adriatico. E nel tempo questi fiumi, ecco qua i delta, sono questi delta. Le zone grigie sono i depositi alluvionali dei fiumi che hanno praticamente dato forma all'intera pianura veneta e friulana. Ed infatti poi c'è stato un riempimento graduale delle zone intradeltizie con altri sedimenti e di fatto le lagune proprio giacciono tra coppie di questi delta. E qua non c'è la laguna perché questi 2 delta si sono praticamente amalgamati, c'è solo praticamente Livenza con qualche ambiente umido.
allora bisogna capire che per capire la laguna di Venezia bisogna integrare tutti questi 4 fiumi. È un sistema unico che invece di essere un unico fiume con diversi rami, come può essere il Mekong o il Fly River in Papua New Guinea, in questo caso qua abbiamo 4 fiumi separati che però agiscono in contemporanea per creare trasporto sedimenti sul margine oceanico e anche danno vita alle lagune. Per esempio, questa qua è un'immagine satellitare di una piena del Po, ma anche di tutti gli altri fiumi. Come vedete, entrambi, tutti questi fiumi, portano acqua e sedimento, queste qua sono praticamente le piume del sedimento, sull'Alto Adriatico. E c'è una dinamica molto interessante, che quando tu hai un fiume come il Po che entra nell'Adriatico, si forma una bolla che ruota, questa bolla ruota dovuta alla forza di Coriolis, e poi questa bolla viene intrappolata lungo costa e si forma una corrente costiera che porta acqua e sedimenti, soprattutto sedimenti fini come il fango, argille e limo, per molti chilometri. Lo stesso vale anche per l'Adige, ecco qua la bolla. Adesso con l'Adige è un po' confuso, non so se andare a destra o a sinistra perché c'è il Po che lo spinge. Ma il Piave è molto chiaro, il Piave arriva qua e comincia a spostare i sedimenti verso la laguna di Venezia, così come pure il tagliamento. Questi fiumi sono sconnessi, noi continuiamo a pensare a fiumi che sono separati e che il Piave è il Piave, il tagliamento è il tagliamento. Non è vero, questi fiumi è un solo sistema e il solo sistema si riunisce sul sottocosta. Noi non lo vediamo, ma qua c'è un fiume sedimenti sotterraneo, un fiume sott'acqua di sedimenti che si muove dall'Isonzo e si muove lentamente verso sud, spinto sia dalla forza di Coriolis che dalle onde dovute ai venti di Bora. E questo fiume si muove lentamente ed è il fiume che porta nutrienti e sedimento e che storicamente ha costruito la laguna di Venezia, la laguna di Marano e poi tramite il Po altre lagune sottocosta. Questo studio qua nel 2005 è stato fatto da una serie di un progetto a larga scala dovuto alla Marina Militare Americana in collaborazione con l'Università di Bologna. E loro si sono soffermati principalmente sul Po. Quello che hanno visto è che il Po, i sedimenti del Po, arrivano fino al Gargano, cioè i sedimenti del Po nel tempo, ci vogliono centinaia, migliaia d'anni, ma i sedimenti del Po lentamente vengono spostati lungo costa giù tutte le isole italiane fino al Gargano. Per cui adesso si capisce che questi fiumi sono collegati. C'è un legame estremamente forte a livello marino, a livello costiero, tra il Piave, l'Adige, il tagliamento e l'Isonzo. E infatti si parla molto dei sedimenti che arrivano dal Piave. Non è vero, non è solo il Piave. Secondo me nel tempo, negli ultimi 20.000 anni, parte di questi sedimenti non erano del Piave, ma erano dovuti probabilmente al tagliamento o magari anche all'Isonzo. Bisogna collegare tutti questi fiumi assieme per capire le dinamiche della laguna di Venezia. Queste sono nuove ricerche del mio gruppo di ricerca, dove simuliamo la formazione di questa bolla di acqua dolce che praticamente è in sospensione sull'oceano e poi si comincia a ruotare dovuto a forza di Coriolis e poi incanala sedimenti e acqua lungo costa. E mostriamo che questi sedimenti riescono a spostarsi fino a 200 km. E allora una domanda molto interessante è: ma come si è formata la laguna di Venezia? E in particolare, qual è il ruolo del Piave, tagliamento, nel costruire queste isole di barriera? E anche l'Adige del Po. A me, questo qua è un argomento di ricerca che dovrà essere affrontato nel futuro, ma secondo me qua c'è una discontinuità a questo livello qua, perché qua sia il Lido che il Pellestrina sono allineate e secondo me probabilmente era dovuto anche all'Adige, che migliaia di anni fa poteva essere dominante rispetto al Piave. Mentre adesso c'è chiaramente il Piave è dominante e sta portando sedimenti qua, è riuscito a costruire praticamente una spiaggia enorme a Cavallino e nel tempo probabilmente sposterebbe addirittura l'intero asse delle isole di barriera a questo livello. E in particolare si può vedere che una delle isole di barriera, Sant'Erasmo, era un'isola di barriera, è stata completamente scavalcata dal Cavallino. Questo fenomeno è molto raro. Si possono vedere in altri 2 posti in America in cui un'isola di barriera viene scavalcata ed è sempre legata a un cambiamento
a larga scala di un fiume vicino che o ha scaricato più sedimenti o ha scaricato meno sedimenti. Io sono del Lido di Venezia e mia moglie ama passeggiare sui murazzi perché gli piace vedere queste specie di casettine costruite da villeggianti che praticamente prendono tutti quanti questi tronchi di deriva e costruiscono delle capanne. Questi tronchi di deriva sono la testimonianza che c'è un fiume che si muove fino al Lido e a Pellestrina estremamente dinamico. Io avrò visitato probabilmente 100 spiagge nella mia carriera su 4 continenti. Vi assicuro che non ho mai visto così tanti tronchi di deriva in vita mia, anche su fiumi che sono 100 volte più grandi del Piave. Per cui vuol dire che questi fiumi, in particolare il Piave, sono estremamente attivi e trasportano verso l'oceano molto sedimento e anche molti alberi che probabilmente cadono sul Cansiglio e vengono trasportati fino all'oceano. Quindi ricordiamoci, non si può parlare della laguna di Venezia senza capire il legame tra la laguna e i 4 fiumi che sono vicino alla laguna di Venezia. È un mega sistema, è un mega delta che comprende tutta l'intera costa del Veneto e del Friuli e va studiato come tale. Un'altra cosa importante su cui volevo soffermarmi è questa idea di gran laguna fa gran porto. Il professor Ghetti è uno dei primi a studiare il legame tra la dimensione della laguna e le dimensioni del porto di Marea, del porto la bocca di porto, e come cambiando la bocca di porto si cambia sia la propagazione della marea all'interno della laguna, ma anche i livelli di marea nella laguna. Questa legge è molto semplice e dice che più grande è la laguna, più grande è la bocca di porto. Però molta gente non sa che c'è un'altra legge che è altrettanto importante, in cui più grande è la bocca di porto, più grande è il deposito di fronte alla bocca di porto. Ci sono degli studi per cui quando l'acqua entra ed esce dalla bocca di porto, come quella del Lido, tramite la marea, costruisce praticamente un delta di sedimenti, costruisce un deposito sulla bocca di porto che è in equilibrio con la sezione della bocca di porto e con il volume d'acqua che entra e che esce. Più grande è la laguna, più grande è la bocca di porto, più grande è il volume di sedimento alla bocca di porto. Davanti alla bocca di porto c'è un vero e proprio delta di sabbia che è in equilibrio con la dimensione della bocca di porto. Ci sono questi delta? Sì. E secondo me bisogna focalizzare il nostro studio su questi depositi marini. In particolare, questa qua è un'indagine ad alta risoluzione di sedimenti lungo costa della laguna di Venezia, e qua si può vedere come di fronte alla bocca del Lido c'è un enorme deposito di sabbia. Eccolo qua. E ce n'è anche uno, Sabbia Fine e Limo, di fronte al porto di Malamocco. Ci sono questi delta. E secondo me sulla laguna di Venezia sono stati abbastanza studiati. Bisogna centrare i nostri studi su questi delta, perché sono in equilibrio con la bocca di porto e non solo, ancora più importante, sono in equilibrio con le spiagge limitrofe. Allora, questo è un modello da Boston University, è un modello molto famoso, non mio, ma del professor Fitzgerald, che mostra come una laguna viene disintegrata. Questo è quello che sta succedendo in questi decenni in Louisiana, esattamente quello che potrà avvenire anche a Venezia. Allora, una laguna sana si hanno i canali e si hanno le barene vegetate. Come si può vedere, le bocche di porto sono piccole perché lo scambio di acqua è limitato, la maggior parte della laguna è piena di barene, poca acqua entra ed esce, come risultato ci sono pochi depositi alla bocca. Questo delta di riflusso, si chiama delta di riflusso, è piccolo. Adesso, nella parte, questa figura qua, si cominciano ad erodere le barene. Il livello del mare si alza, le barene vengono erose, come risultato si aumenta il volume di acqua che entra ed esce dalle bocche di porto. E quindi si aumenta anche il deposito. Qua la sabbia comincia a depositarsi sempre di più. Questa sabbia non deriva dalla laguna, questa sabbia viene rubata dalle isole. Quindi quando noi aumentiamo nel tempo questi depositi e aumentiamo la grandezza della bocca di porto,
noi cominciamo a scavare la sabbia dalle isole. E nel tempo costruiamo un delta fuori, un delta dentro di flusso e riflusso, sempre meno barriere, sempre meno barene, sempre di più rubiamo la sabbia dalle isole. Di fatto stiamo distruggendo le isole. Una volta che le isole sono piccole, le isole vengono massacrate dagli uragani e dalle tempeste con effetti di tracimazione e nel tempo, una volta che le isole sono distrutte, la laguna scompare. Questo è lo stadio delle lagune nel Mississippi. Le isole praticamente sono sparite, rimangono solo i pennelli. Interessante, i pennelli artificiali che sono stati costruiti in tutte le isole del Barataria Bay sono rimasti, le isole non esistono più. Quindi ricordiamoci che una volta che noi tocchiamo le bocche di porto, creiamo una serie di fenomeni legati all'equilibrio tra sedimenti lungo costa, le spiagge e i sedimenti di fronte alla bocca di porto che molto spesso provocano la distruzione delle isole. C'è un esempio pratico, è la formazione di una nuova bocca di porto in Massachusetts. In questo caso qua c'è stata una tempesta invernale che ha aperto un nuovo bocca di porto. L'acqua è entrata e è stata completamente spazzata via e creata una nuova bocca di porto. Questa isola è naturale, per cui l'USGS non vuole lasciare che i processi avvengano in maniera naturale. Una volta che si è aperta questa bocca di porto ha costruito il suo delta, ha cominciato a sequestrare sedimenti qua. E dov'è che le ha presi? Le ha presi dalla corrente che proveniva da nord, cioè una corrente lungo costa di sabbia, che praticamente è stata intercettata a questo livello della bocca e ha costruito il delta. Come risultato, l'isola sottocosta è stata completamente distrutta. Infatti vedete qua l'erosione, è stata centinaia di metri di erosione di quest'isola dovuta alla formazione di un delta di riflusso dovuto alla bocca di porto. Posso fare vedere decine e decine di esempi in cui manipolazione della bocca di porto ha comportato un cambiamento dei sedimenti di fronte alla bocca di porto con danni catastrofici alle isole vicino. Ricordiamoci che queste isole sono estremamente importanti in America perché hanno case di milionari, cioè una casa su questa isola qua costa $2 milioni e hanno anche infrastrutture, tutte portuali e per ricreazione. Quindi stiamo parlando di centinaia di migliaia di miliardi di dollari. E quindi si capisce che noi, manomettendo le bocche di porto, questo è stato tratto dal libro di professor Dal Paus, la laguna è primi Novecento, e poi la costruzione delle bocche di porto, automaticamente anche manipoliamo i sedimenti di fronte alle bocche di porto, con possibili danni alle spiagge del Lido, del Palestrina e di Ponte Sabbioni. In questo caso qua non ci siamo accorti perché l'apporto ai sedimenti del Piave è così dominante che è riuscito praticamente a evitare l'erosione di Cavallino e del Lido. Però nel futuro, quando noi andremo ad avere altri 1-2 metri di livello di aumento del livello del mare, si potrà vedere che questi depositi alla bocca potranno interagire in maniera deleteria con le spiagge. È ancora importante quando andiamo a chiudere le bocche, perché chiudendo le bocche automaticamente riduciamo il volume di acqua che entra ed esce, per cui mi aspetterei una riduzione di questi depositi marini e con conseguente aumento di sabbia verso il Lido e verso Palestrina e verso Cavallino. Quindi ci sono una serie di processi che legano depositi alle bocche e le spiagge che delimitano le bocche, che secondo me bisogna prestare più attenzione. Un'altra cosa importante è che noi, rispetto al 1900, abbiamo perso un sacco di barene, per cui adesso il volume che entra e che esce è aumentato. L'aumento di volume comporta un aumento del delta di sabbia di fronte alle bocche. Questo delta dovrà essere costituito da sabbia che viene presa da qualche parte, probabilmente ancora dal Piave. Un'altra cosa in cui siamo molto attivi è il legame tra fertilizzazione e barene, perché molto spesso queste barene sono in ambienti estremamente modificati dall'uomo, con l'apporto di nutrienti
come fertilizzanti, come laguna di Venezia. In particolare in questo è un esperimento di 8 anni, in cui per 8 anni abbiamo buttato fertilizzante a livello industriale, credo che spendiamo $20.000 all'anno di fertilizzante, dentro 2 canali barenali. E vediamo come l'apporto di questo fertilizzante cambia l'ecologia, ma anche la geomorfologia delle barene. In questo caso qua noi abbiamo buttato fertilizzante, credo che la cifra totale della ricerca sia sui 4-5 milioni di dollari, in questo canale qua, in questa parte di barena qua e in questa parte di barena qua, e questi 2 sono per controllare con un ambiente naturale. Questa è una barena estremamente naturale, con praticamente c'è poca agricoltura che può portare fertilizzanti nella zona. E questo apporto di fertilizzante, in particolare azotati, ha creato un insieme di cambiamenti ecologici nella vegetazione barenale che abbiamo notato ha aumentato la deteriorazione delle barene. Le barene si erodono perché noi le fertilizziamo. In particolare questi fertilizzanti hanno aumentato l'altezza delle piante, ridotto le radici, queste piante cominciano a cadere e quindi sono meno stabili e comportano meno resistenza ai lati. Non solo, il fertilizzante ha cambiato a livello batteriologico la respirazione di materiale organico. Queste barene sono estremamente organiche, fino al 30%, per cui i microbi adesso stanno distruggendo tutte quante la parte organica, creando dei buchi che poi facilitano la deteriorazione. Ed infatti, questo è un esempio. Questo è un canale che non è stato fertilizzato, questo è un canale fertilizzato e si vede come i margini dei canali, la barena comincia a collassare e hanno tutti questi insieme di praticamente valanghe. È un sistema in cui c'è un canale molto profondo con vegetazione rigogliosa, dovuto alla fertilizzazione abbiamo un canale molto largo con erosione. Questo è ancora importante per la laguna di Venezia, perché noi immettiamo, adesso è probabilmente la situazione migliorata, ma storicamente un insieme volume molto elevato di fertilizzanti dentro, che provengono dal bacino lagunare. E quindi questa è ancora una linea di ricerca molto importante, sono i legami tra l'ecologia della laguna e la morfologia della laguna, che come abbiamo visto appena adesso possono essere estremamente influenti. Un'altra linea di ricerca che adesso è molto moderna è come utilizzare la natura per prevenire i disastri. E bisogna dire che tutti questi problemi lagunari di acqua alta e di erosione non sono più gli unici. Ormai negli Stati Uniti l'opinione pubblica ha capito che dovuto ai cambiamenti climatici la costa è diventata estremamente vulnerabile e qua sono 2 esempi che hanno praticamente cambiato completamente l'approccio del governo rispetto alla costa e hanno dato vita a un insieme di interventi che sono ben maggiori del MOSE. Quello che è stato fatto per Venezia con il MOSE rappresenta un granello di sabbia rispetto a come gli Stati Uniti stanno spendendo soldi per proteggere la costa. Cioè siamo già a livello operativo, si parla di migliaia di miliardi di dollari. In particolare l'uragano Katrina che ha sommerso New Orleans e ancora più importante l'uragano Sandy che ha colpito New York e quindi una delle zone più importanti d'America e ha creato danni incalcolabili. Una di queste case, per dirvi, vicino a New York è sui 3 milioni di dollari e qua ne parliamo di migliaia e migliaia. Allora, uno dei nostri risultati più interessanti è la comparazione tra le barene, che sono vegetate, e la sabbia e le spiagge. E questa comparazione fa vedere che zone vegetate sono estremamente resistenti agli uragani. È vero, c'è un po' di erosione al bordo, sono fragili, infatti come anche a Venezia le barene lentamente si erodono, ma quando c'è una tempesta molto elevata, la tempesta non riesce a distruggere la vegetazione.
La tempesta, le onde arrivano e si propagano, anzi la vegetazione è molto efficace a diminuire l'erosione dovuta alle onde. Protegge il sedimento, particolarmente durante uragani, mentre la sabbia è molto efficace quando ci sono poche onde. Poche onde, qua non c'è nessuna erosione, qua c'è un po' di erosione. Quando ci sono invece fenomeni estremi, come un uragano, l'intero complesso delle dune sabbiose viene distrutto e l'intera sabbia viene praticamente, l'intera spiaggia viene completamente distrutta e erosa. Ed infatti questo è l'esempio che noi portiamo come lo schema che noi utilizziamo, è che se tu hai, questi qua sono eventi di onde e di allagamento, e questo è un evento estremo, tipo un uragano o un'acqua alta. Allora questo segnale qua cambia se sei in una barena o se sei in una spiaggia. In una barena ho lo smorzamento. Questo segnale io riesco a smorzare anche eventi estremi, li taglio completamente e per cui io filtro ed è molto efficace a ridurre l'erosione. Mentre se sono su una spiaggia riesco a filtrare le onde più basse. Quando ho però un picco di onda, questo picco viene aumentato perché le mie onde mi distruggono completamente le dune e provocano l'allagamento totale di questa zona. Questo messaggio è stato recepito a livello di governo degli Stati Uniti ed ha costruito uno dei progetti più ambiziosi della costa orientale degli Stati Uniti, soprattutto nella zona di New York. Questa idea è che si può limitare l'effetto di uragani e di erosione costruendo queste living shoreline, queste coste vive. Invece di usare cemento e di usare muri marini, si vogliono usare ambienti vegetati per ridurre l'erosione lungo costa. Questo è un esempio di un progetto portato a termine dal USGS, dalla NOAA, in cui una zona di erosione viene prima bloccata da una massicciata che permette il frangimento delle onde e poi si lascia che vegetazione barenale intervenga e prenda piede su questa zona. Questa qua è una fase intermedia, e una volta che questa vegetazione ha preso piede è estremamente resistente all'erosione. Non solo, riesce anche a ridurre l'alta marea. Si pensa che non a questa scala, ma a scala di chilometri, centinaia di chilometri di barene, si può ridurre l'alta marea. Ed infatti c'è un progetto enorme, questo progetto probabilmente è comparabile al MOSE, in cui si vuole limitare l'erosione nelle barene del delta di Louisiana, rimettendo il fiume. Sul fiume, come adesso, arriva giù New Orleans e poi l'intera portata di sedimenti e di acqua viene scaricata nell'oceano profondo e viene persa. L'idea adesso è di riaprire in diversi punti del fiume, riaprire il naturale deflusso dell'acqua e portare sedimento in tutte queste zone che sono in erosione. Perché? Perché si pensa che avere delle barene molto vitali e molto vive in questa zona qua può limitare paurosamente l'alta marea che attaccherebbe la città di New Orleans. Se qua ci fossero state delle barene, come c'erano nel passato, l'allagamento di New Orleans probabilmente poteva esserci stato. Ancora una volta ci sono diversi interessi convergenti. Il porto di Fourchon e il porto di Baton Rouge non vuole perdere acqua perché alti tiranti d'acqua permettono ai petrolieri di entrare. Questo è uno dei porti più grandi del mondo, di entrare verso Baton Rouge e caricare grano e scaricare petrolio. Pescatori non vogliono perché acqua dolce comporta una riduzione di pesce e soprattutto di gamberetti, quindi loro non vogliono questa diversione. Ciononostante lo Stato di Louisiana sta già operativamente aprendo il fiume in diversi posti. Questo è un esempio di quello che si pensa avvenga. Si apre il fiume, si crea un piccolo delta che porta sabbia e sedimento e ricostituisce l'ambiente marino lagunare. Quindi un altro fattore importante che secondo me a Venezia è uno dei primi a capire l'importanza delle barene, è uno dei primi a
ricostruire le barene all'interno della laguna è capire come queste barene siano importanti per la resilienza della costa e per mitigare l'effetto di eventi estremi come uragani o tempeste. Ho ancora tempo? Probabilmente potrei finire anche adesso io. Vado avanti o 5 minuti? Un'altra cosa importante, io sono del Lido, quindi ho molto affetto per la mia isola. Una cosa interessante che secondo me i veneziani non sono del tutto a conoscenza è che queste isole di barriera storicamente venivano spazzate via dalle tempeste. Cioè, normalmente l'isola di barriera, questo è un lido naturale. Se c'è una tempesta, la sabbia viene presa e viene spostata verso la laguna. Questo è un modo naturale per l'isola di barriera per sopravvivere. Ed infatti questo è uno dei miei siti di studio in Florida, dove studiamo l'effetto dell'uragano Ivan sull'isola di barriera di St. George. In particolare qua vedete l'effetto in rosso l'elevazione, sono dune abbastanza elevate, 3-4 metri di duna, completamente distrutte dall'uragano. Prima dell'uragano un sacco di posti molto ad altezza elevata, fino a 3 metri, dopo l'uragano completamente distrutte. Cosa è successo? L'uragano è arrivato, ha preso tutta la sabbia dalla costa, dalla parte dell'oceano, l'ha spostata dentro la laguna. Perché questo è importante? È importante perché è l'unico modo per l'isola di barriera di sopravvivere durante un innalzamento di livello marino. Ancora una volta, quello che per noi era un evento estremo, come l'allagamento di Pellestrina nel 66, è normale. Questi eventi sono normali. Queste isole in natura vengono sommerse dall'acqua ogni 10-20 anni. È il modo normale per quest'isola di sopravvivere, è di prendere sabbia dalla spiaggia e portarla nella laguna. Questo è un esempio di questo evento uguale a Pellestrina, però in un'isola della Florida, dove tutta la sabbia è stata presa a livello del costiero, qua, e poi è stata mossa, queste cone di deiezione di sabbia. Perché è importante? Perché se il livello dell'acqua si alza, quest'isola per sopravvivere deve muoversi, si sposta verso terraferma. Come mai queste isole sono sopravvissute? Queste isole sono sopravvissute per 100.000 anni con un livello dell'acqua che è aumentato di 100 metri. Com'è che è venuto? Tramite trasgressione verso la costa. Questo è uno dei nostri modelli, questo è il lido, l'acqua si alza e il lido si muove. Nel tempo anche centinaia di chilometri verso l'entroterra. La laguna viene preservata. Se però io blocco il lido, e la blocco in un certo punto, il lido eventualmente sparisce. Cioè l'importante per mantenere queste isole di barriera è lasciare che si spostino. E questo è il lido di oggi. Il lido di oggi ovviamente è completamente bloccato, no? Perché abbiamo le costruzioni, abbiamo i pennelli, il lido non può più muoversi. L'unico modo per il lido per sopravvivere a un aumento del livello del mare di 10 metri è per il lido di muoversi l'entroterra. Quindi capite adesso che la laguna non è molto naturale, è difficile anche pensare come si può tornare a una laguna naturale. La laguna naturale, i lidi sono in movimento. Non si può costruire una casa al lido perché nella laguna naturale di 1000 anni fa il lido si muove verso l'entroterra. E quindi voglio finire con una frase molto importante del professore Ghetti. La laguna manteneva un suo carattere ambientale ineguagliabile, frutto del lento procedere di acque poco profonde a contatto di basse terre emergenti. Anche il professor Ghetti, che è un gigante, il vantaggio nostro, noi non possiamo competere con persone come il professor Ghetti, che sono molto più bravi di noi. Il nostro vantaggio è che nel 2014 abbiamo la possibilità di interfacciarsi con altre realtà, come quella americana, in cui invece di avere una laguna ci sono 100 lagune. E questo disseminarsi di idee e di dati ci può permettere di andare oltre questi giganti, no? Noi siamo dei nani sopra dei giganti, ma l'avere l'internet, l'avere dati disponibili ci permettono di nuovi approcci scientifici. Quindi il professor Ghetti aveva capito perfettamente che questo ambiente è dinamico, non esiste una laguna che rimane costante nel tempo, la laguna è sempre in movimento, è da pazzi costruire una laguna,
Solo pazzi costruiscono una laguna. Per cui l'unico modo per noi per far sopravvivere Venezia è continuare a modificarla. Gli studi non finiranno mai, le modificazioni non faranno mai. New York è già pronta a modificare per i prossimi 200 anni. Florida, la quantità di sabbia che viene pompata in Florida è mostruosa. Tutti gli ambienti costieri sono sempre in costante evoluzione, dobbiamo sempre studiarli per sempre e modificarli per sempre, non c'è altra alternativa. Tornare alla laguna naturale vuol dire che il lido si muove, vuol dire che queste barene dove si è costruita Venezia vengono erose e ricostruite di continuo. Siamo in uno degli ambienti più dinamici della Terra, è come essere all'interno di un vulcano. Molto grazie per questa affascinante, sebbene una prospettiva inquietante, ma affascinante l'approccio, è interessantissimo. Io ho abitato a Lido per 12 anni, sono stati i migliori 12 anni della mia vita, ma capisco che le cose sono cambiate. Infatti non ci torno quasi mai perché talmente è stato modificato l'ambiente antropico, costruzioni dappertutto, eccetera, eccetera, che non ritrovo neanche più dove stavo di casa, quindi non l'amo più, insomma, ma ne ricordo, è una cosa bellissima. No, è molto interessante questa cosa che lei ha detto perché di fatto, l'abbiamo sentito varie volte, la prospettiva di innalzamento del livello medio mare è una cosa ormai... Infatti questa mattina il dottor Pipart dell'UNESCO, richiamando un convegno che non hanno fatto ma di cui ci sono i documenti preparatori del workshop che c'è stato, il problema era salvare Venezia, salvare la laguna o salvare Venezia e la laguna come? Ecco, che è esattamente quello che lei ha cercato di suggerire con i suoi studi. Insomma, siamo molto grati, ci congratuliamo tutti per il premio che è certamente meritato e così gli auguriamo facciamo migliori auguri per i suoi studi e magari di sentire qualche altra cosa più avanti. Bene, allora nel ricordo di Augusto Ghetti chiudiamo questa serata ringraziando tutti per essere stati qui con noi. Grazie. E ringraziamo dal Paus per le sue parole bellissime. Bene, allora.